Benissimo. Allora, intanto devo ringraziare il presidente della Fondazione, Giorgio Busetto, per avermi invitato a moderare e a presiedere in qualche modo questa presentazione di questo libro. Per me è veramente un grande onore. Io non sono un'allieva di Mazzariol. Ho studiato all'università, ho fatto esami con Mazzariol, seguivo fedelmente tutte le iniziative che promuoveva, una visita guidata, anche un viaggio, gli incontri, le molte occasioni che creava al di là della lezione in classe. Fine degli anni 70, ecco, mai avrei immaginato di trovarmi oggi appunto in questo ruolo e sono veramente molto onorata. Occupandomi dei materiali scientifici dell'allora Dipartimento di Storia e Critica delle Arti, intitolato anche Giuseppe Mazzariol per un lungo periodo, insieme a Franca Bizzotto ho lavorato sulle trascrizioni di questi incontri con gli artisti che faceva, che abbiamo pubblicato qualche anno fa. È stata un'occasione importante che ci ha permesso di restituire una dimensione importante di Mazzariol, la sua grande capacità oratoriale, la capacità di comunicare, di interrogare e sollecitare gli artisti, gli intellettuali che chiamava in questi incontri. Ieri si è parlato molto all'Ateneo del Mazzariol utopista, o i tentativi di intervento sulla città, sull'architettura. È già venuto fuori in qualche intervento precedente il Mazzariol attivo a Ca' Foscari. Appunto io sono stata testimone come studentessa e poi quando sono entrata in dipartimento quando ormai lui era mancato. Però insomma, ho visto, leggevo anche, devo dire, con attenzione i verbali del Consiglio di Facoltà quando ero studentessa, quindi mi documentavo in quella fase anche di tutte le attività politiche che nel volume che andiamo a presentare oggi, ecco, vengono ben rappresentate nella sezione storica. Sono anni in cui lui è preside di facoltà, poi direttore di un dipartimento che ha istituito e dà molta forza alla sezione, alla parte appunto degli studi storico-artistici e della musica, del teatro, del cinema, e progetta questo corso di laurea di beni culturali che non può vedere, che viene praticamente avviato nel 1992. Il progetto era già impostato, Vladimiro Dorigo riprende qualcosa che era già stato impostato in precedenza e viene avviato di corsa a costo zero. Ricordo ancora il Consiglio di Dipartimento dove si disse partiamo, e si partì con le proprie forze, con qualche contratto, ed è un corso che poi è diventato il principale corso nella riforma per avere una formazione in questi ambiti di studio. Certamente il progetto di Mazzariol in quegli anni faceva i conti con un'altra situazione, con un'altra normativa e anche forse con delle speranze che adesso non so, ecco, sono un po', si fa fatica a tenere, essere fiduciosi, ecco, in questo quadro generale. Certamente però nell'attività universitaria lui ha formato moltissimi studiosi che hanno operato e operano nelle sovrintendenze, nelle università, nelle accademie, tantissimi si sono formati al suo magistero. Quindi ieri si è parlato anche di molte utopie, di speranze disattese, ma molta attività di Mazzariol ha germinato e ha frutti appunto operanti tramite appunto queste persone che si sono formate con lui, ma il Dipartimento è vero che non esiste più come entità autonoma, c'è stata una necessaria ristrutturazione dei dipartimenti e quindi la parte storico-artistica è confluita in un dipartimento di filosofia e beni culturali, ma una delle idee di Mazzariol al momento della fondazione del dipartimento è ancora operante ed è una rivista che ha fondato con Vladimiro Dorigo nel 1986, primo numero 1987, e dopo 25 anni la rivista è ancora operante, ancora capace di attirare contributi, non è una rivista solo dipartimentale e questo è un progetto culturale che appunto ha avuto una continuità. Volevo solo appunto richiamare questi aspetti che non erano venuti fuori in precedenza
e ovviamente adesso cedo la parola ai relatori che daranno la loro lettura di questo lavoro molto importante, molto interessante, curato da Giorgio Busetto, cui hanno lavorato molte persone che appunto non hanno avuto rapporti diretti con Mazzariol, qualcuno sì in realtà, però hanno questo sguardo, siamo abbastanza distanti per vedere più nitidamente, ma ancora abbastanza vicini per raccogliere testimonianze, materiali, quindi è stato veramente utile da questo punto di vista, perché altrimenti se si attendeva ancora un po' si rischiava anche di perdere informazione e capacità di lettura. Allora, volevamo seguire un ordine alfabetico, ma il professor Olmo mi ha chiesto di poter anticipare il suo intervento e quindi ho avvertito chi doveva essere per primo, quindi può prendere la parola per primo il professor Carlo Olmo, professore emerito di architettura al Politecnico di Torino, direttore del giornale di architettura, e a cui cedo la parola. Grazie. Grazie mille. Il mio intervento avrà due percorsi diversi. Un percorso che riguarda proprio il libro e riguarda il merito del libro che il libro ci propone, anche la riflessione che il libro ci propone, e invece ciò che, come nell'ultima parte dell'intervento di Giorgio Busetto è emerso, se da esperienze come queste oggi, come anche cioè su questo è intervenuto anche il rettore di Ca' Foscari, si può davvero costruire in qualche modo un'idea sia di cultura sia di pratiche culturali, sia di prassi gestionali differenti. Il primo aspetto è che questo libro rappresenta un tentativo molto articolato, nel senso che io ho avuto la fortuna di poterlo leggere sia pure in PDF e stamparmi le cose che mi interessavano di più un mese fa, quindi anche di meditarci sopra. Un tentativo di restituire una di queste figure che l'Italia ha conosciuto negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e poi nel secondo dopoguerra, di intellettuali, professori, amministratori, militanti, grandi organizzatori. È indubbio che quando uno legge questo libro vengano in mente figure magari ancora più complesse, anche in parte più fortunate o più sfortunate, figure come Carlo Ludovico Ragghianti, che indubbiamente è una figura che ha delle tangenze proprio strutturali come figure a Giuseppe Mazzariol, che ha avuto, come voi sapete, anche una serie di grandi iniziative e anche lui una serie di grandi utopie non realizzate e grandi delusioni personali. O figure che hanno un'altra storia in realtà, ma che comunque rappresentano, sempre rimanendo nel campo della storia dell'arte, questo tentativo di collegare lo studio, l'impegno, la politica, la città e l'architettura, e in primis naturalmente Giulio Carlo Argan. Per tutti loro, questa è la prima osservazione che io volevo fare, anche leggendo questo libro e avendone parlato ieri, quindi mi scuso, ma io sono proprio venuto di volata perché ci tenevo a esserci e a esprimere quello che questo libro mi ha suscitato, che hanno al centro l'architettura, che hanno al centro la città, sia dal punto di vista fisico, cioè l'architettura, la città costruita, sia dal punto di vista sociale, la città delle relazioni, la città dei mondi e dei rapporti, la città che Adriano Olivetti avrebbe detto la città dell'uomo, lo scrive anche lui peraltro in un articolo che Busetto mi ha consentito di leggere al di fuori anche di quelli che qui sono analizzati. Il problema più interessante che però questi studi pongono è un problema che la storia soprattutto della letteratura e della letteratura francese e americana si sta ponendo, è come arrivare, parlo piano, vero? Esatto, è un mio difetto cronico strutturale, non so come dire, questa voce è ancora più, quando poi
io non leggo, quindi quando penso, parlando diventa un disastro, perché la voce si abbassa ancora, diventa una cosa... I miei allievi mi odiano, sia perché voi lo sappiate. Allora, quello che è ancora più interessante in questi studi è che quella che una volta si chiamava influenza e che poi piano piano si è chiamato ricezione del pensiero, della scrittura, del modo di porsi di intellettuali come questi, forse si può misurare in termini anche più scientifici, tra virgolette. C'è una grande scuola che sia tedesca, la scuola di Costanza, che su questo ci ha fornito, tramite i lavori di Gauss e di Iser, degli strumenti molto importanti. C'è adesso una scuola di sociologia francese che ha come rivista centrale Histoire et Mesure, che proprio la misura della reputazione di un intellettuale ha costruito strumenti molto raffinati. Io credo che noi, se vogliamo uscire anche da un dato memoriale, che comunque è un dato importante, fa parte della costruzione di una memoria collettiva, che è un altro dei termini su cui forse andrebbe portata una riflessione nel caso di Mazzaiol. Mazzaiol produce memoria collettiva, non produce memoria solo individuale. Sarebbe importante provare a verificare se questa reputazione che noi gli attribuiamo per storia, per vicinanza, come ricordava la professoressa Gazzix, per un insieme di azioni riuscite e non riuscite che comunque hanno posto Venezia e la città di Venezia al centro di una serie di dibattiti internazionali e di conoscenze internazionali dei più grandi architetti, non solo europei e americani. Forse dovremmo riuscire a provare a utilizzare questi strumenti. Il suggerimento che io darei agli autori di questo bel libro, che proprio per la sua diversità, per la sua pluralità di approcci, consente questo mio intervento, è che l'orizzonte di attesa che aveva Mazzariol e l'orizzonte di attesa, come dice appunto Sébastien Dubois, che abbiamo noi oggi sono molto diversi. E se noi non riusciamo a misurarlo, non riusciamo neanche a capire come e in che modo la sua reputazione poi oggi abbia qualche possibilità non solo di essere ricordata come una figura importante che ha svolto più ruoli. Io vorrei solo ricordare i libri su cui ho studiato di storia dell'arte suoi quando ero uno studente, prima di quelli di Argan ancora, perché per me sono stati fondamentali. Io l'ho conosciuto così, lui poi l'ho anche visto 2 volte di persona, ma però io me lo sono trovato davanti leggendo i suoi libri e secondo me anche questa dimensione didattica estesa andrebbe misurata, no? Quante edizioni, quante copie, in quali licei è stato utilizzato. Io faccio un po' lo storico quantitativo, ma penso che sia importante anche questa dimensione. E l'orizzonte di attesa che noi oggi abbiamo nei confronti degli stessi problemi che lui aveva, forse è molto diverso. E misurare questo decalage tra l'uno e l'altro ci può fare capire se e come questa lezione, che è una lezione di vita poi di fondo, no? Perché poi lo riprenderò nella seconda parte del mio intervento, questa lezione di vita in qualche misura sia trasferibile, se no noi facciamo della nostalgia, facciamo della melanconia, in senso freudiano proprio, quasi una vicenda depressiva, perché poi alla fine usciamo di qua frustratissimi. Cioè lui ha fatto un sacco di cose, noi cosa facciamo? Io odio queste cose, questi atteggiamenti, perché sono talmente punitivi che uno non so, dopo si butta in canale se ha un minimo di coscienza etica. Invece secondo me ridefinire l'orizzonte di attesa nostro rispetto ai cambiamenti, rispetto alla struttura della cultura della società che è cambiata, mi sembra molto importante. Come anche ridefinire il mutamento dell'orizzonte della comprensione che lui aveva e che noi avevamo. L'orizzonte della comprensione che Mazzariol, come Raghianti, che fosse quello più vicino a lui anche come parabola politica, poi uno era di Giustizia e Libertà, l'altro era del Partito Socialista, ma non c'era tutta questa differenza in quel momento tra le 2 esperienze. Io Giustizia e Libertà sono stato allievo di Bobbio, quindi me la sono trovata davanti nella massima sua espressione
e neanche nella più cattiva delle sue espressioni soggettivamente, sono due orizzonti di comprensione del mondo che oggi non possono essere riapplicati alla realtà, devono essere tutti riverificati. Gli strumenti relazionali che lui aveva. Io credo che non ci sia nessuno a Venezia oggi individualmente che sia in grado di chiamare a Venezia, che ne so, Le Corbusier, Wright e Kahn con la stessa forza con cui aveva lui. Questo perché, non perché non ci sia la persona, ma perché sono i rapporti relazionali, le strutture e gli orizzonti della comprensione della conoscenza e della comprensione della realtà che sono mutati. A me piacerebbe che da questo libro, lo dico con grande serenità, partisse un libro che andasse un po' a quantificare tutti questi elementi, che dicesse come e quante, per esempio, dai libri alle mostre, dalle attività culturali alle attività politiche, si possono misurare l'incidenza, no? Quante persone, chi, in che modo, cioè uscire da una storia in qualche misura molto ancora autobiografica o biografica e entrare in una storia della società, dei modi con cui una società ha vissuto, non solo lui ha vissuto, ma una società ha vissuto. Iser usa questa doppia bellissima immagine del lettore implicito e del lettore esplicito. Il lettore implicito è quello che è in grado di decodificare tutto il sistema dell'orizzonte di comprensione di un autore come Mazzariol, quello esplicito non lo è. Allora, i due contano e come si sono relazionati e perché oggi questo non è più possibile. Mi fermo qui su questa cosa, sarebbe molto bello andare avanti, perché Mazzariol come Raghianti, come Argan è molto più ancora complicato, ci hanno provato, nel 2012 hanno sparato fuori qualcosa come 20 volumi su Argan senza riuscire poi a tirare le fila di nulla, insomma. Ci ho partecipato anch'io, ma l'unica cosa di cui non hanno parlato di Argan è l'architettura, che era il centro della sua riflessione. Il primo articolo che lui scrive lo scrive su Palladio nel 1930, voglio dire, e continua, perché poi scrive su Sant'Elia, poi scrive su Le Corbusier, poi scrive su Walter Gropius, poi scrive su Brunelleschi. Ha scritto il volumetto della Nemi sull'architettura paleocristiana, ne ha fatti di tutti i colori, veramente. Nessuno ha parlato di quello, e questo di nuovo è veramente singolare, perché ci saranno usciti 2000 saggi, non lo so, qualcosa del genere. Le Corbusier i cani, credo, no, Le Corbusier lo stesso, voglio dire, ma Argan e i gatti credo che si siano occupati, sto scherzando ovviamente. L'altro aspetto che a me è interessato tantissimo in questo lavoro è la prima parte. Visto che di architettura ho già accennato e poi se ne è parlato ieri, credo che perché sono esistite queste figure che in fondo avevano una dimensione professionale fortissima, no? Nel senso, lui faceva lo storico dell'arte, l'ha fatto nel modo più allargato possibile, più civile possibile, no? Appunto, scrivendo dai manuali per i licei, arrivando fino a mostre, arrivando fino a interventi come il tentativo di far costruire l'ospedale non tanto a Le Corbusier quanto al suo studio, perché Le Corbusier ha fatto 2 schizzi su quell'ospedale e poi il resto lo ha fatto Juan de la Fuente e Joseph Hubrerie. Perché un intellettuale come lui, che aveva una sua tecnicità, si è così esposto rispetto al suo ruolo, al suo ruolo etico-politico? Perché quella generazione, Raghianti ha fatto anche di peggio, è andato alla Costituente, ha costituito Sele Arte, ne ha fatte di cotte e di crude, ha fatto i filmati, i primi grandi filmati di diffusione della storia dell'arte italiana, ne ha fatte anche lui di cotte. E perché questi soggetti avevano, partendo da una dimensione anche così settoriale, come poteva essere la storia dell'arte in quegli anni e in un mondo molto più limitato come canali di diffusione della cultura, fatto questa scelta. La parte sulla politica di questo libro è forse quella che mi ha dato più da pensare. Mi ha dato più da pensare in senso positivo, devo dire, in senso che bello, che fortuna, non so come dire, cioè essere vissuti in quel mondo lì, sfortuna no, adesso lasciatemi scherzare un po', ma anche questa è una mia
atteggiamento per non prendermi mai troppo sul serio io stesso le cose che dico, ma che straordinario momento quello in cui, per ragioni che adesso bisognerebbe occupare troppo tempo, davvero la riflessione sulla città, che questo poi è il nodo che tiene insieme tutti i pezzi del lavoro di Mazzariolo, la riflessione e l'amore per la città, l'amore per la città, unificava tutti i suoi atteggiamenti e motivava un buttarsi fuori. Freud direbbe un'estroversione psicanalitica, che era proprio quella che consentiva a lui di intervenire con quello. Io non sono d'accordo che lui sia un utopista, gli utopisti sono altri, gli utopisti sono quelli che non si misurano quotidianamente anche coi fallimenti come lui ha dovuto fare. Lui non è che è rimasto lì a mettersi a disegnare o a immaginare cambiamenti, lui ci ha provato. Questi non sono utopisti, questi sono grandi personaggi, al di là del giudizio poi scientifico che è diverso, sono grandi personaggi proprio perché hanno messo in gioco le proprie idee, hanno messo in gioco la propria capacità di portarle avanti, hanno messo in gioco lo scontro e la sconfitta. Cioè, la sconfitta fa parte di una scelta, come purtroppo non sempre vinciamo, né sul piano personale né sul piano politico. E dentro questo c'era indubbiamente questa parola così oggi difficile persino da pronunciare in questo paese, in questo momento, che etica. Etica è una parola che fa talmente paura se uno esce poi e si confronta con quello che succede per queste persone, per Mazzariò, per Ragghianti, anche con tutto il cinismo che aveva per Argan, perché nonostante tutti i suoi... Lui è nato a Trofarello, d'altro canto, a 20 km da Torino, e si portava dietro un'anima sabauda molto forte e poi ha fatto una carriera fulminante diventando il primo direttore dell'Istituto di Restauro, perché Bottai così volle. E tutti questi personaggi avevano comunque questa dimensione dell'etica come pratica urbana politica e politica. Se voi guardate, Argan ha fatto il sindaco di Roma, Ragghianti ne ha fatta una più del diavolo, Mazzariolo ha dimostrato la sua capacità, la sua volontà di non limitarsi a quello che ricordava adesso Ragazzi è fondamentale, anche quello fa parte dell'etica, occuparsi del proprio luogo di lavoro, creare un dipartimento, creare una rivista, creare centri studi, ci mancherebbe che non facesse parte di un'etica pubblica anche questo. Però non era limitata alla propria universitas, che era allora molto più estroversa forse di quanto oggi è autoreferenziale. Ma che cosa di questo mondo che nasce e si costruisce, poi Bobbio ha scritto delle cose straordinarie, su queste non sta a me riprenderle, voglio dire, nonostante poi la celebrazione non sia mai un bel modo di ricordare neanche il proprio maestro. Che cosa oggi è ancora recuperabile? Esiste una figura di intellettuali che davvero sia in grado di trasferire. Facciamo gli due esempi che ha fatto il rettore di Ca' Foscari. Le smart technology, è vero che hanno uno scarso impatto, ma sono talmente frammentate in saperi estremamente specialistici che una riflessione su internet e democrazia in Italia non va avanti. La cosa fondamentale, se noi usiamo quegli strumenti e poi ci dimentichiamo che bisogna ricostruire un'idea di democrazia collegata a quelli, forse stiamo facendo un favore a tanti saperi specifici, non costruiamo. E poi sono aspaziali. E la città ha un grandissimo vantaggio, che è un fatto spaziale di incontri, è un luogo sociale. Jean Jacobs scrive delle cose bellissime sulla città e l'incontro, come luogo di incontro. E lei abitava a New York, non abitava a Venezia, quindi aveva qualche difficoltà in più, anche se viveva a Greenwich Village in realtà. E
Però il problema vero è che queste nuove frontiere che abbiamo davanti sono così poco socializzanti, sono così tecnicamente frammentate, che pensare che ne esca da questo mondo così spontaneamente, che ne escano figure come Mazzaiolo, forse potrebbero uscirne figure collettive, forse dobbiamo pensare più a una coralità che a un'individualità. Forse Mazzariol ci dice, come ci dice Ragghianti, come ci dice Arcand, per restare alla storia dell'arte, come ci dice Bobbio e tanti altri, che era una stagione in cui l'individuo aveva ancora un grandissimo potere di influenzare la società e le città. E che forse oggi, proprio perché il sistema delle conoscenze, perché il sistema della comunicazione è un sistema molto più allargato, il problema è di creare delle scuole, il problema è di creare delle coralità, il problema è creare delle relazioni, il problema è far vivere i rapporti. E allora quello che forse è trasferibile più di tutti, e con questo chiudo la mia, poi se volete ve la scrivo, ve la racconto in maniera meno rapsodica di quanto ho fatto oggi, forse la lezione più straordinaria, che secondo me è proprio la prima parte di questo volume, mette in luce, è la capacità di costruire relazioni di Mazzariol. Cioè la capacità di costruire una serie di relazioni che partivano certamente da progetti e non da fatti sociali. La sua non è una socialità consumistica, anche se ci sono alcune immagini estremamente divertenti, e per fortuna uno si divertiva anche di loro. Oltre a lavorare bisogna anche annoiarsi e flagellarsi, per favore, no? E allora c'è anche questo aspetto che ci manca completamente. Oggi noi non sappiamo più divertirci facendo le cose, siamo sempre lì seriosissimi, autopunitivi, ci frustriamo, ci facciamo del male in continuazione, insomma, no? Se non lo facciamo non siamo convinti che stiamo facendo delle cose etiche. Allora questa parte qui che c'è in 2 saggi molto belli della prima parte, questa capacità sua di costruire relazioni al di fuori del suo mondo. Lui, con gli storici dell'arte ha tanti rapporti, voglio dire, ma ne ha con tantissimi altri, e ne ha con personaggi che certamente lui individua come personaggi chiave di una possibile progettazione della città di Venezia diversa. Come si ricostruisce questa curiosità, questa voglia di vivere in relazione? C'è un grandissimo, forse il più grande, sociologo psicanalista americano, newyorkese, ebraico, si chiama Jerome Bruner, quello che ha teorizzato e poi ha curato in questa clinica del New Jersey più di 2500 malati di borderline, che ci dice una cosa meravigliosa. A parte che il borderline è purtroppo la patologia più diffusa oggi nelle società occidentali, perlomeno. Lui dice: come si cura un borderline? Si cura un borderline facendogli capire che noi parliamo sempre per qualcuno, che noi parliamo, che noi lavoriamo, che noi costruiamo la nostra narrazione, il narrare continuo della nostra esperienza, se c'è qualcuno a cui lo narriamo. Beh, io credo che la cosa, quando venivo qua in treno e pensavo mi rileggevo Bruner, perché devo fare sto scrivendo una cosa per cui mi serve molto, mi si è accesa come una lampadina. Mazzariol è un grande narratore e la narrazione lui la faceva perché aveva qualcuno a cui narrare, era rivolta a qualcuno. E quindi era costruita per parlare con qualcuno, ed era una narrazione. Bruner dice che ci sono 2 forme di narrazione, una conservativa e punitiva che non fa muovere un borderline neanche e una invece che fa superare, che è in grado di progredire verso. E io credo che lui fosse un narratore progressivo, un narratore che inglobava, un narratore che metteva insieme, un qualcuno che continuava a raccontare. È come un continuo racconto. Quando io ho preso in mano questi saggi, poi mi sono ripreso in mano il mio libro del liceo, poi mi sono preso in mano le cose che avevo, mi sono accorto che c'è proprio questa struttura narrativa continua che attraversa la sua opera e che è quella che gli ha consentito di costruire il sistema di relazioni, che è quello che forse noi dovremmo riprendere e riportare nella società di oggi. Grazie mille, scusate la mia voce bassissima.
Grazie mille, penso che abbia acceso molte curiosità ai futuri lettori del libro e proseguiamo quindi, seguendo ora l'ordine alfabetico, con Francesco Erle, musicista, docente al Conservatorio di Venezia, compositore, e gli lascio la parola. Grazie. Buongiorno, vi devo avvisare che avevo provato a scrivere quello che devo dirvi e per fortuna mi sono fermato, o per sfortuna direte voi tra poco, no? Perché la quantità di idee, di emozioni, di pensieri che mi ha suscitato la lettura del libro, anche io l'ho stampato da PDF, è enorme. Però per dirvi la sincera verità sono qui a questo tavolo con una situazione anche divertente, mi sembra adesso di poter dire anche del tutto mazzarioliana. Avevo avuto la fortuna di avere un dialogo appassionato col professor Busetto e alla sera dello stesso giorno stavo incidendo un disco dedicato al mio maestro che si chiama Volfango della Vecchia, cui anche questa città deve. E nel mezzo della registrazione, con i microfoni accesi, 50 esecutori davanti, vedo sul display tenuto aperto per le emergenze il suo nome. Rispondo, divertito, dicendogli «Scusa Giorgio, sto registrando». E lui mi dice «Devi assolutamente partecipare a una cosa». Ed eccomi qua, a domandarmi perché sono qui. Solo che ho smesso di domandarmelo non appena ho cominciato a leggere il libro. E vi dico subito che ovviamente direte voi tirando l'acqua al mio mulino, perché ho capito che la visione della città dell'uomo che comprendo attraverso lo studio bellissimo che viene fuori dal libro con 3 grandi parti, è anche un messaggio musicale. O meglio, lasciatemi dire il mio tema, perché cercherò di organizzarmi musicalmente anche per stare attento al tempo, visto che dovrebbe essere la mia arte, perché il messaggio di Mazzariol mi sembra il messaggio di una città dell'uomo, dell'armonia. Allora l'ho organizzato così, vi ho detto il tema, adesso faccio una riesposizione, il quanto meno fiorita possibile, poi vi faccio lo sviluppo, consentitemi, e quando farò la ripresa aggiungerò delle code e codette, perché sono le cose modestamente legate all'oggi, che ho scoperto essere così legato a un ieri così grande. Un ieri che mi ha sorpreso completamente. Sorpreso perché è immerso come tutti nell'attualità. Insomma, ve lo dico chiaramente come ha detto così bene il professor Olmo poco fa. La prima parte del libro sorprende tantissimo. Quello che viene detto, sostenuto, quello che anima un uomo pubblico. È stato detto che è un uomo veramente del Rinascimento, mi piace aderire da vecchio studente invasato. Cercherò a questo punto anch'io di scrivere un tempo allegro, invece che una marcia funebre. Di raccontarvelo allegro e se mi consentite allegro sereno, visto che Venezia è la città degli affetti, o se mi consentite ancora serenissimo. I motivi che mi ispirano tantissimo sono in alcune frasi che poi sono contornate così bene in tutti i saggi e in tutte le ricerche del libro. La prima, Venezia va esperita in una visione itinerante. La seconda, la bellezza era modo di esistenza a Venezia e non contemplazione di un'idea astratta. Poi mi piace moltissimo il punto in cui Luca Pes mette in rapporto una domanda di Marin che racconta di come dice perché in questa meraviglia dell'arte, la città di Venezia, perdonate la citazione forse non è precisissima, però più o meno dice perché questa meraviglia dell'arte questa meraviglia dell'arte non fa diventare i veneziani dei semidei e i turisti dei convertiti? E la risposta nel libro, ottimamente a mio avviso piazzata come lettore intrigato, è una frase di Mazzariol, quella famosa in cui dice che dal contadino che progetta i lavori del campo secondo il tempo delle stagioni, fino all'artista, ma lui passa per marinaio, se non ricordo male, imprenditore, tutti quelli che lavorano con la forma della vita e lo contrappone
a chi invece solo celebra i riti delle forme già esperite. Ve lo ricordo perché è divertente. Soldati, politici, preti. Ancora un'ultima, è una frase, se non sbaglio del 63, citata da Giovanni Bianchi, sul modo di sentirsi e di osservare San Vitale. Dice qualcosa che a me sembra più che un occhio, se mi consentite, un occhio e orecchio, una mens, o se preferiamo, visto che siamo nella patria del senso nobile di questa parola usata così male negli ultimi 30 anni nella cultura italiana, un cuore. La frase è quella che dice: le categorie spazio-temporali sono assunte come categorie formali. L'opera parlava di San Vitale, ma mi sembra così evidente che parla di un modo di vedere e vivere veneziano. Non è un in sé, ma una struttura che si pone all'incrocio di spazio e tempo, implicando un osservatore che la viva, come diceva prima il professor Busetto. La dimensione contemplativa, questo ovviamente non può che intrigarmi tantissimo, la dimensione contemplativa caratteristica della storia dell'arte tradizionale, lasciatemi tradurre anche per me, di tutte le arti, è soppiantata da quella esistenziale. E la ultima, la più eclatante per me rispetto all'attualità anche della mia arte, quella frase in cui Mazzariol dice: la mia è un'attività culturale e perciò politica. Bene, allora ai miei occhi, di persona che non ha avuto la fortuna e la rimpiange assolutamente di conoscerlo, non posso che non notare l'aspetto visionario, molto attuale, estremamente attuale, rispetto anche all'evoluzione della mia arte e, se consentite, dell'altra arte cui dedico la mia vita, cioè quella dell'educazione, altra parola caduta in disuso. E soprattutto quella frase che continua a girare qui nel display, quella frase che dice: se anche gli stessi, adesso non me la ricordo a memoria, ma anche gli stessi abitanti di Venezia non la intendessero più, qualcosa del genere, la città stessa, per il suo segno forte, chiamerà altri a interpretarla. È una città che funziona, è una città mitica, una città definita e dell'immaginario. E il motivo di questo è l'acqua e l'uomo. E ancora, per me interessante, è costruita su un luogo che non è un luogo, quindi un luogo immaginario in partenza, costruita tutta in tutti i punti, a tattica, costantemente reinventata e talmente forte da parlare, dopo 2 secoli dopo Napoleone, 2 secoli di letteratura bella finché si vuole, ma deviante, anche se motivata, certo. Definita in tutti i particolari, definita dall'uomo, acqua, duale per se stessa, infinitamente mobile, infinito immaginario. Che cosa ne deduco io? Ho finito l'esposizione. Che cosa ne deduco? Io un senso di consuetudine che non può non farmi invagare, come diciamo, con una persona che non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente, ma che sto conoscendo con gli scritti e con quello che poi tramanda e che racconta. Mi torna nei conti rispetto al suo operare, pur essendo io un uomo naturalmente cresciuto in un'altra epoca. Mi torna nei conti sul suo metodo educativo e il suo metodo di organizzazione della cultura. Mi torna nei conti anche col suo essere fallimentare, se mi consentite. È vero che io rappresento qui, ho l'onore di rappresentare l'arte oggettualmente più fallimentare che esista, anche se più gloriosamente efficace, se mi consentite, però mi piace molto di trovarmi di fronte a questi fallimenti. Sono molto forti i passaggi in cui si ricordano situazioni anche dolorose, ricordo accuse di essere in università fascista nel senso del modo di spiegare, le vicende all'interno del partito che pure mi interesserebbero ancora di più, e il rapporto con i progetti e la città. Che cosa ne deduce un appassionato, studioso della sua materia e dell'educazione come me? Innanzitutto il tempo. Mi affascina moltissimo la concezione del tempo che la città ci impone e che Mazzariol costantemente ripropone.
Quando dice, per esempio, sempre nel saggio di Luca Pes, l'antico veneziano era cosciente del destino storico della città, il moderno la vive come una città qualsiasi. Direi che è una cosa drammatica della nostra coscienza attuale. Cioè, il tempo a Venezia è sentito costantemente nel dialogare, nel confrontarsi con la città, nell'organizzare sia il sapere, d'accordo, città degli studi, ma anche città vissuta, vissuto con un limite. Il tal trasporto ti consentirà di raggiungere il tal punto in tal tempo e così supererai il limite di Venezia. Siamo al rovesciamento totale del valore. Oppure viene messa in relazione un dialogo simpatico con un mio collega universitario, avevano appena visitato col figlio il museo dello stadio del Football Club Barcellona ed era tutto bene organizzato, c'era un trasporto che portava dentro negli spogliatoi e faceva esperire la vita dei giocatori. Che cosa diversa da come dovrebbe essere qui, vi ricordo le frasi di prima senza ripeterle. Mentre il valore addirittura curativo di esperire il tempo e non di misurarlo, nella modernità dovrebbe essere, anzi è, a dispetto di noi, il messaggio più forte di questa città. Scusatemi, ancora, quante volte ci troviamo a parlare assieme di chi è stato a Los Angeles e dice Los Angeles, no, è difficile vivere a Los Angeles, perché si sta sempre, è organizzata in modo tale, appunto tattico, che devi sempre spostarti in macchina. E quindi la vita sociale è difficilissima. Un po' meglio New York, New York ti puoi trovare perché si può camminare un po'. E Venezia? Cosa può insegnare su questo punto? Riscoprire il tempo come si usa, si esperisce, si usa il tempo. Se c'è la famosa frase che diceva Venezia sarà un computer, ed è visionaria nel 63 mi sembra, consentitemi una cosa da conversazione amichevole. Allora Venezia è veramente la macchina del tempo del Dottor Who, perché cambia completamente il tempo abitare qui. È un'immagine della città, dell'uomo. C'è quell'altra frase che vi avevo citato prima che parlava della contemplazione e dell'ispirazione. Già essere contemplativi sarebbe un grande vantaggio. Non so se ricordate quel film incredibile di Ultimate Disaster di Mr. Bean. Quando lui si rivolge a una assemblea per inaugurare un quadro e la prima cosa che dice: mi chiamo Mr. Bean e il mio lavoro è stare seduto e guardare i quadri. E tutti i critici annuiscono assolutamente, finemente ironico, su questo aspetto contemplativo. Ma qui stiamo andando molto di là di essere contemplativi, già sarebbe un vantaggio. Stiamo andando a parlare di esperire. Perché dico che è una concezione musicale? Sviluppo. La vita a Venezia ha sempre un suono. La vita a Venezia, incredibilmente, queste le cose, come dire, catartiche delle vicende umane. L'evoluzione stessa della società attuale, di come noi stessi lo stiamo portando avanti, in confronto di come viviamo il suono, non fa altro che aumentare la forza e aumentare, se mi consentite, il volume dei decibel del messaggio che dà Venezia. Mi spiego. Una delle cose che subiamo tutti nella nostra civiltà, ovviamente, è la quantità di rumore. Non solo. Tra questo rumore si è inserita, scardinando tutti i tentativi dei musicologi degli ultimi 40 anni, anche la musica. La musica è diventata rumore. È diventata rumore in tanti luoghi. Ricorderete sicuramente tutte le polemiche, per esempio, di un grande direttore, ma anche intellettuale, come Daniel Barenboim, che insiste moltissimo su questo aspetto. Venezia urla il contrario. Uno che va in giro itinerando per Venezia scopre, ovviamente lo sappiamo tutti, silenzi che poi ti impongono di guardare un particolare, scoprire di quanto è ben disposta in ogni cosa. Quel silenzio o quel suono che non potresti mai sentire in un'altra delle nostre città è fondamentale. È una meraviglia questa concezione. Io sono curioso di sapere perché un uomo pubblico, questo è veramente la mia curiosità personale, anche se intuisco, immagino, un uomo pubblico possa avere una concezione così chiara. Il suono, l'acqua, i materiali, il silenzio. Allora,
È chiaro che Venezia è favorita dal fatto, come mi ha ricordato il professor Busetto, di dover crescere sulla palificazione. I materiali usati sono di un certo tipo, però quei materiali danno un suono caratteristico anche a tutti i campi e campielli. Sono materiali che hanno un'incredibile qualità sonora, acustica. I luoghi, le location, vogliamo dirlo così, dove è possibile fare musica all'aperto a Venezia sono tantissimi. Eppure noi che fruiamo di questa città usiamo costantemente il microfono. Eccolo qua. Direi che non devo insistere di più. Un altro punto che ovviamente non può non interessarmi. Dice a un certo punto, io parafraso a questo punto direttamente, che solo chi fa nuova musica può capire la musica del passato. Parafraso un famoso passaggio. E per nuova musica cosa intendiamo? Solamente quella contemporanea? No. Intendiamo quella fatta dal vivo. Intendiamo quella che vediamo fatta in quel momento, che ha ovviamente una forza vitale molto grande. Del resto, non è la stessa cosa quando parliamo di expertise d'arte? Ci dobbiamo fidare naturalmente dell'esperto d'arte che sa riconoscere la pennellata, eventualmente fare un'attribuzione, ma perché sa come si fa quella pennellata. E poi consentitemi, una concezione forte, grande, di forma. La forma mi interessa molto, che la città cresca tutta senza dei punti di riferimento portanti e tutta con la stessa definitezza, in fondo permette di immaginare una forma molto moderna, come quella che si immagina Debussy. Il professor Olmo ha detto esperienza corale. Io ovviamente insegno quello. Ho l'avventura di insegnare musica vocale d'insieme. Ed è un'esperienza profondamente veneziana, dovremmo saperlo. Se stiamo celebrando un metodo di come far interagire i giovani, interagire tutte le branche in cui si è dedicato Giuseppe Mazzariol, dovremmo sapere che Venezia è la capitale di questo modo di pensare. Ci dovremmo ricordare che il Canticum Sacrum è organizzato secondo le 5 cupole della Chiesa. E sto per arrivare alla conclusione, le code codette che forse aspettate. Mi viene un po' da sorridere pensare che io sono ovviamente un foresto, per di più con un nome austriaco, e da foresto vivo queste cose e le celebro. Concludo con 2 code codette. Come si scopre un personaggio come me legato a questo metodo, a questi messaggi? Circa 40 giorni fa abbiamo portato una grossa esperienza corale, in tutti i sensi, a San Marco. Io coordinavo un progetto del consorzio di tutti i conservatori veneti. Già era una novità, perché siamo riusciti per la prima volta a dialogare tutti i docenti del Veneto. Eravamo 14 docenti. Vi racconto questo per dirvi che avevamo preso in mano un manoscritto scritto per San Marco, inedito, conservato presso la Biblioteca Marciana a Venezia. Venezia è un pozzo di San Patrizio, ancora, tutt'oggi, per l'archivistica. Il manoscritto era dedicato a Pietro Orseolo, quindi una celebrazione importante. Abbiamo costruito un corso che contava anche sull'apporto di nomi molto importanti e famosi, Sara Mingardo e altri, e abbiamo cercato di insegnare agli studenti di come rapportarsi con quel mostro di suono che è San Marco. Allora, quando tutti studiamo un po' di Venezia e di musica, di storia della musica perlomeno, siamo tutti esperti di quello che chiamiamo cori battenti. Abbiamo fatto questo esperimento trovando le tecniche per insegnare ai ragazzi a disporsi non solo nelle cantorie sopra la zona del presbiterio e non solo nei primi 2 arconi tetrastili, quelli sopra la iconostasi, ma anche al di là della prima cupola. Una posizione fonica molto difficile, significa sostanzialmente che nessuno degli esecutori può sentire quello che effettivamente si può ascoltare da sotto, perché la distanza naturalmente del suono implica anche un ritardo.
siamo circa sui 40 metri nel punto più lontano tra un esecutore e l'altro. Bene, questo era il presupposto, il nostro tentativo. Una carissima persona, collega, musicista, assiste all'esecuzione, è posta sotto il centro della cupola e mi racconta di come fosse emozionante sentire il suono, a proposito, bilanciato in modo incredibile dal materiale con cui è fatta la basilica, morbidissimo, ma con fare molto, come dire, affettuoso, mi avvisa, dice: Francesco, guarda che qualche volta qualcuno cantava qualcosa da solo da qualche altra parte, negando ovviamente il fatto di conoscere quello che dovrebbe essere una nostra gloria, del tempo, dello spazio, del suono. Un'altra, abbiamo pensato di rivivere l'acqua e il suono a Venezia, Conservatorio di Venezia, questa volta da soli, sempre col maestro Rossi, attuale direttore, a coordinare e io a dare il mio apporto. Abbiamo pensato qualcosa che esisteva da sempre, ma l'abbiamo cercato di continuare a costruire adesso. Abbiamo messo dei musicisti in barca. Solo che mettere dei musicisti in barca naturalmente significa una certa difficoltà, anche semplicemente di organizzazione, ma poi di esecuzione musicale. Ma pensando e memori di tutta la grande tradizione delle battaglie o delle battaglie di pugni o quant'altro voi conosciate, abbiamo disposto altri 150 musicisti sulle rive opposte e vicino a ponti in vari punti della città. Io non so perché, veramente non so raccontarvi di perché abbiamo immaginato questo progetto, ma credo che abbia molto a che fare con quello che ho letto nel libro e ne sono molto orgoglioso. Concludo, e c'è una terza conclusione di Luca Pes che dice: Mazzariolo è l'idea che le istituzioni culturali, più che usare Venezia come vetrina, prima è stata usata la parola cartolina, in una logica, perdonate, qui non ho scritto bene, possono aprirsi alla comunità locale. Scusatemi, la comunità locale io sono costretto a insegnare normalmente in inglese o in tedesco perché ho studenti di tutto il mondo, a parte l'Africa. Mettendosi in collegamento con la sua rete internazionale, formando competenze e intelligenze che comprendano a fondo l'ambiente circostante, agendo con la consapevolezza morale che le scelte hanno ricadute sociali e urbanistiche, e io aggiungerei musicali e quindi di qualità di vita. Grazie. Grazie. Grazie molte. E continuiamo quindi ora con Antonio Papisca, professore emerito, Università di Padova, che si è occupato di diritti umani e che ci offrirà quindi, è fondatore del Master di diritti umani di San Nicolò di Lido e che ci offrirà quindi la sua lettura e le sollecitazioni che gli hanno offerto il libro. Grazie. Ho accettato con esitazione l'invito del professor Busetto perché sono estraneo, almeno da un punto di vista tecnico-disciplinare, al mondo dell'architettura. Il linguaggio mio è quello del diritto e della politologia con contaminazioni transdisciplinari. Comunque, oso proporvi queste riflessioni prendendo spunto dalla interconnessione di due Endiadi care a Giuseppe Mazzariol, Bello Buono, Kalos Kayagatos, e Urbs Civitas, un periglioso percorso di riflessione. Cerco di leggere, per ragioni di tempo, saltando alcuni passaggi. E sempre prendo da Mazzariol e cito: bello e buono deve essere lo spazio in cui l'uomo vive, perché l'uomo sia poi bello e buono. Dico io, una bella lezione di etica incarnata nella quotidianità, nell'ottica del semper perficiendum. E muto anche da Giorgio Busetto una prima chiosa di queste interconnessioni di Endiadi, cito: l'etica è dunque il riferimento capitale nella costruzione del futuro.
Da queste discendono a cascata la cultura e quindi la politica. Tra l'altro si tratta quindi di rifondare la lecità. Fine della citazione. Prima di tentare di rispondere a come rifondare l'Urbs Civitas in un pianeta in fase di avanzata globalizzazione in tutti i campi del vivere, ritengo ci si debba interrogare se lo spazio della globalizzazione sia tale da accogliere lo spazio dell'Urbs Civitas a dimensione umanamente sostenibile. Prima di rispondere, mi sia consentito un rapido cenno al tentacolare dinamismo della globalizzazione che investe tutti i campi del vivere. Il processo più macroscopico, ovviamente non è il solo, non c'è bisogno di sottolinearlo, riguarda l'economia, in particolare la concentrazione di impresa con conseguente concentrazione verso l'alto di potere più o meno trasparente. Gli Stati perdono importanti leve di governo, la loro capacità di schermare le rispettive realtà interne dall'impatto di fattori che sono esterni alla tradizionale domestic jurisdiction si affievolisce. La metafora è quella della denervazione del corpo umano in fase degenerativa, quanto a capacità di governance da parte dello Stato tradizionalmente inteso. La condizione umana a tutti i livelli risente dell'interdipendenza a raggio planetario, che è un'interdipendenza complessa e squilibrata. Riguardo agli Stati, la crisi però, e questo è un punto a sottolineare, non è congiunturale, una crisi di malgoverno, è una crisi strutturale che investe direttamente la forma Stato nella sua tradizionale aggettivazione: nazionale, sovrano, armato, confinario. Nazionale va sostituendosi con multietnico, oggi, sovrano con interdipendente, armato con guerre che si fanno ma non si vincono, confinario sostituito da internetizzazione, reti, viaggi low cost, costanti esondazioni migratorie. Le allegorie della liquidità spiegate da Zygmunt Bauman aiutano suggestivamente a cogliere i tratti caratterizzanti del non allegro quadro diagnostico. Da dove cominciare per la irrinunciabile prescrizione? Quindi proviamo a proiettarci in avanti. Innanzitutto dall'identificazione di quegli elementi di solidità che pure esistono esemplarmente nel campo del diritto, io direi dell'etica del diritto, di un'etica in fase di universalizzazione reale. E un elemento di solidità sta anche nella realtà territoriale dei local governments, cioè nelle città che tendono a direttamente interagire con le legittime istituzioni internazionali. Da sempre le relazioni internazionali sono state improntate a un diritto umano e morale, la cui filosofia è così riassumibile. La persona umana è oggetto di diritto, non soggetto, e guerra e pace per me pari sono. Negli anni 1945-1948 viene alla luce un nuovo diritto internazionale, genuinamente etico. Mi riferisco alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Con la Carta di San Francisco, per la prima volta nella storia moderna dei trattati, viene proscritta la guerra e sancito il principio del rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti uguali e inalienabili. La norma giuridica internazionale, con la forza che è propria dei principi sopra-costituzionali, si fa traghettatrice di etica universale nei campi della politica e dell'economia. Dalla Dichiarazione Universale poi discendono varie convenzioni giuridiche internazionali, sempre sui diritti umani, di portata sia mondiale sia regionale e continentale. Tanto per citarne qualcuna, la Convenzione sui diritti del bambino, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, eccetera. Un corpus organico. La fenomenologia revocata attesta che c'è una universalità storica reale dei diritti umani. Quando in questo o quel luogo del pianeta Terra si attenta alla vita e alla dignità umana, l'invocazione
che viene gridato ovunque è "We reclaim human rights", magari anche senza sapere esattamente la portata tecnico-giuridico-formale di cosa si dice. E i difensori dei diritti umani, che sono schiere oggi, raccolgono questo grido e l'amplificano e premono sulle istituzioni a tutti i livelli perché sia fatta giustizia. Il contenuto del nuovo diritto internazionale è come un cantico che l'amante, il diritto appunto, scioglie all'amata, la dignità umana. Qui ci sarebbe da fare qualche riflessione musicale. La sequenza ripetuta è "Humana dignitas servanda est, neminem ledere, uniqui che sunt tribuere, bonum facere". Questa è la novità che arriva da questa legge universale in fase di universalizzazione, ripeto, reale. È la legge nuova per lo spazio pubblico della laicità positiva. E l'etica ancora del diritto universale della dignità umana contiene anche il principio di sussidiarietà, qui arriviamo alla città, che appena il caso di sottolineare affonda la sua radice nella persona umana e nel corredo dei suoi bisogni vitali, non i capricci, che il legislatore chiama diritti fondamentali. Allora, la città, polo territoriale originario della sussidiarietà, da cui si apre l'orizzonte per la sperimentazione della multilevel governance, la governabilità e il governo su più livelli in funzione di buon governo. Mentre la grande politica si deterritorializza, la buona governance si recupera non con l'accanimento terapeutico nei confronti di uno Stato nazionale, come dicevo, in disfacimento nella sua tradizionale forma, ma appunto con il rilancio del ruolo politico delle città nello spazio globale, avendo come riferimento etico-giuridico il paradigma dei diritti della persona e dei popoli. Si parla al riguardo di diplomazia delle città, city diplomacy. In questa dilatata prospettiva la città URBS mantiene la propria immanente identità, che è quella di territorio allo stato puro, di territorio che non è confine, sollecitato ad aprirsi a nuove esperienze nel mondo globalizzato, in uno spazio appunto locale che dalla città arriva fino all'ONU, ultimo livello di possibile concreta sussidiarietà. E quindi anche all'ONU le città devono avere visibilità. Noi sosteniamo questa tesi anche in ambito universitario, anche all'ONU ci deve essere qualcosa che rassomiglia al Comitato delle Regioni, che è dell'Unione Europea. Un segnale molto significativo per questa prospettiva sta venendo dall'Italia con riferimento a un processo normativo che ha matrice veneta. Tutto inizia nel 1988, e siamo nella capitale del Veneto, ora Venezia, con la legge 88 della Regione del Veneto, che attiene alla cultura della pace e alla promozione dei diritti umani. Una legge successivamente rivista e potenziata con legge 55 del 1999. Vi leggo l'articolo 1 di quest'ultima. La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale. A partire dal 1991, il testo quasi sempre integrale di questa norma della legge del Veneto è stato incluso negli statuti di migliaia di comuni e province in Italia e nelle leggi di quasi tutte le regioni che attengono alla promozione della cultura pace e diritti umani. Quindi Veneto docet in questa materia. Si tratta di conoscere questa lezione e di apprenderla e declinarla. Il senso di questa operazione di altissima cifra giuridico-costituzionale, politica e pedagogica, è che gli enti di governo locale e subnazionale blindano dal basso
la prima parte della Costituzione repubblicana, in sintonia con il nuovo diritto internazionale della dignità umana che la blinda dall'alto. Il caso italiano di enti locali che fanno contestuale riferimento alla Costituzione e al diritto internazionale è tuttora unico al mondo. Sto parlando proprio in termini di ius positum. Ed è sta ammirata curiosità. Il primo messaggio è che per la Urbs Civitas, in questo caso la India, sulla quale si riversano direttamente i problemi e le sfide della mondializzazione, a cominciare dai processi di multiculturalizzazione e dalle rivendicazioni di pari diritti di cittadinanza, eccetera, il primo messaggio appunto da raccogliere è per la Urbs Civitas, nella prospettiva della sostenibilità. E quando dico ricerca di sostenibilità della governance, intendo dire esercizio di capacità di adattamento attivo, avendo come bussola di riferimento il Codice universale dei diritti umani, che significa pienezza del diritto, plenitudo iuris, quando la dignità umana è posta a fondamento, e che si accompagna, deve accompagnarsi con la pienezza della cittadinanza, plenitudo civitatis. Questo comporta che si abbia un nuovo concetto anche di cittadinanza, nell'ottica ad omnes includendos, dismettendo la tradizionale ratio della cittadinanza che è ad alios excludendos. Questo comporta che la ratio della nuova cittadinanza sia quella della pluralità. La cittadinanza plurale si configura allegoricamente come un albero, il cui tronco è lo statuto internazionalmente riconosciuto di persona umana, le radici sono i diritti fondamentali, i rami sono le tradizionali cittadinanze nazionali, che devono armonizzarsi con il tronco. Tronco e radice configura la cittadinanza universale, la uguale cittadinanza di tutti i membri della famiglia umana. Questo comporta che lo ius humanae dignitatis prevalga sul discriminatorio ius sanguinis e che si ridefiniscano in senso non nazionalistico le modalità applicative dello ius soli. Per i Paesi membri dell'Unione Europea un traguardo da perseguire è quello di una legge unica, uniforme europea sulla cittadinanza. Noi abbiamo nell'Unione Europea tante legislazioni diverse fra di loro, chi fa riferimento allo ius sanguinis, chi allo ius soli, chi a combinazioni varie, eccetera. Ora abbiamo una moneta unica, vogliamo, pretendiamo una cittadinanza unica. Con questo orizzonte etico-giuridico, la Urbs Civitas si ricompone attraverso la valorizzazione delle periferie, a condizione che leadership sanamente visionari e competenti le accompagnino ad abbeverarsi le periferie, sicut cervos ad fontes aquarum, all'urbs del centro storico, per declinarne al plurale ed estenderne l'identità vivente. Il centro storico dunque quale fonte perenne cui attingono le identità multiple che generano nuove espressioni culturali nel segno della convivialità. E noi sappiamo che in ogni parte del mondo ormai le periferie si multiculturalizzano e quindi devono, per la loro sostenibilità e la sostenibilità dell'UPS, il centro storico, devono interculturalizzarsi. E ripeto, il centro storico è pietra angolare di una civitas di identità multiple e il riferimento adesso ha il compito di farle sviluppare e interagire in base ad una identità civica trascendente, da considerare come sopraordinata e superiore consapevolezza di bene comune. E quindi qui salto, insomma, cito da Mazzariol, il primo indice di una eticità, di un tipo di comportamento è dato dal rispetto, dalla capacità interpretativa della realtà preesistente. Intervenire senza capire, intervenire senza aver prima ascoltato, vuol dire non intervenire correttamente. Il grande documento della storia è quello che rimane di costruito. E qui trovo, fine della citazione, molto significativo.
Lo stesso centro storico, questo ve lo dico da profano, insomma, da un cittadino che guarda al mondo globalizzato, lo stesso centro subirà effetti di feedback dalle periferie che incideranno non sulla sua URSS architettonica e monumentale, che è assolutamente preservata, ma sulla sua civitas. Centro e periferie dovrebbero condividere una piazza, ad esempio, intitolata Nel superiore interesse del bambino, articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con al centro qualche bella visualizzazione dell'albero della cittadinanza plurale. Questo lo vedrei già nel centro storico e ovviamente nelle periferie. Qui faccio varie considerazioni che salto. Cito la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e lo sviluppo della diversità delle espressioni culturali. Molto interessante questo in vista della interculturalizzazione delle città. Chiudo con venendo al presente qui a Venezia, alla mia esperienza personale che era stata accennata dalla nostra moderatrice. Venezia, forse senza ancora rendersene conto, è vocata ad essere città faro dei diritti umani, oltre che di dialogo interculturale, dove ha già peraltro esperienza storica. Dal 1997, con sede presso il convento di San Niccolò a Lido, è attivo lo European Master in Human Rights and Democratization, un'impresa accademica originariamente promossa dall'entroterra alla periferia di Venezia, cioè dall'Università di Padova, e che oggi coinvolge 41 prestigiose università europee. Dopo 6 anni di gestione assicurata all'Università di Padova è subentrato lo European Inter-University Center for Human Rights and Democratization, che è un'associazione delle 41 università europee. E a San Niccolò ha preso vita, quantomeno simbolicamente, lo Human Rights Village, con un occhio che da San Niccolò, dal monastero, arriva all'ex caserma Pepe. Ora qui si tratta per Venezia, in quest'ottica di città nella globalizzazione e che deve far proprio ormai una tradizione della norma pace e diritti umani nella legge regionale, negli statuti, eccetera, e per Venezia si tratta di prendere consapevolezza e coscienza di questa realtà. Finora il Master europeo ha diplomato circa 1.600 giovani provenienti da 70 paesi. Questi Human Rights Masters sono sparsi nel mondo intero, anche in istituzioni molto significative in giro. Ricordiamoci allora che Venezia è la capitale della regione che prima in Italia, come già ricordato, ha varato una legge sulla cultura, pace e diritti umani. Il segno dei tempi è chiaro. La sfida è saper coglierlo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, do ora la parola all'ultimo relatore, Marco Vallora, storico e critico dell'arte, ma anche musica, cinema, scrive sulla stampa e gli lascio subito la parola, vista anche l'ora, perché poi vorremmo magari raccogliere qualche sollecitazione dal pubblico. Allora, prego. le chiederò poi gentilmente, visto che improvviso e spiegherò anche perché, a un certo punto di fermarmi, o meglio di fermarmi un attimo prima, in cui io poi cerco di arrivare alla conclusione. Le darò un segnale. Va bene, ecco, sia severa ma anche un po' tollerante, perché il mio problema è intanto non soltanto come si fa di prammatica ringraziare soprattutto il professor Busetto, che mi ha recuperato in un modo quasi avventuroso attraverso amici, telefoni, e la cosa mi ha molto colpito perché effettivamente io mi sento, e non è una captatio benevolenza, mi sento assolutamente impari a questo compito abbastanza anche improprio. Stamattina
sorridevamo con Olmo, dice che strana quest'idea, due torinesi che vengono a parlare di Venezia e di un veneziano come Mazzariol. Mi sento indegno, e soprattutto un'altra cosa che dicevo stamattina al professor Busetto, io forse non sono stato diligente come altri miei colleghi, ho atteso l'arrivo del libro che non arrivava, forse ho chiesto troppo in ritardo il PDF, anch'io ho stampato e ho cercato il più possibile di addentrarmi in questo libro interessantissimo, dove è anche interessante appunto sentire delle voci giovani che si confrontano con una personalità complessa come quella di Mazzariol, pur non avendolo conosciuto. Anch'io devo dire che l'ho sfiorato, non l'ho conosciuto direttamente, e su questo tema anche vorrei parlare, perché è uno dei temi su cui secondo me si sofferma anche molte volte Mazzariol, cioè la differenza radicale di parlare di artisti a lui molto vicini o di artisti che non ha incontrato, con una dialettica che io poi a un certo punto chiamerò quasi polare, perché a questo punto si scatenano come due linee molto diverse nei confronti di questa narrativa. Ho sentito questa immagine che è stata usata, che mi sembra anche molto giusta, della narrativa di Mazzariol. Perché sono riuscito ad addentrarmi in modo forse non sufficiente in questo libro interessantissimo, perché poi ogni volta avevo come l'esigenza di commisurarmi con la voce vera, la pagina di Mazzariol, che devo dire non si conosce mai abbastanza, ma conoscevo in parte, essendomi occupato di alcuni pittori di cui si era occupato lui. Parlo soprattutto di un pittore che mi è stato molto caro come Bill Condon, che lui ha estratto da un mondo lontano, un mondo americano, un mondo anche lontano dalla sua sensibilità, quella diciamo così dell'informale, dell'espressionismo astratto, ma parlando proprio, e qui sarà un altro dei temi che cerco di trattare, di questo personaggio laterale come Bill Condon, che era amico di tutti, Pollock, di tutti i protagonisti, Pollock, Motherwell, del momento appunto americano, e che a un certo punto si è isolato venendo a vivere e a lavorare in Italia, convertendosi e chiudendosi in un piccolissimo monastero quasi laico, vicinissimo, in una bruttissima cittadina vicino a Milano, dove però rifulgeva la sua intelligenza. Quindi quest'idea appunto molto importante della lateralità che io cercherò di sviluppare, ritrovando questi testi che io avevo letto per interesse appunto, come dire, scientifico, per misurarmi con altre letture, tentando di ripercorrere una struttura, vorrei dire quasi comune, individuare quella che è la caratteristica del pensiero di Mazzariol nei confronti di questi artisti conosciuti, artisti dell'antichità o artisti soprattutto della tradizione veneta. E anche su questo tema io, per non come dire, allargarmi troppo, avevo anche diligentemente raccolto alcune citazioni che ovviamente non riuscirò a fare su alcuni protagonisti. Penso soprattutto a una figura come dire di contraltare a lui, quasi un alter ego come De Luigi, poi Viani, lo scultore astratto, Music. Avevo trovato, e soprattutto Bill Condon, magari una piccolissima frase su Bill Condon, poi ve la leggerò, proprio per capire quali erano le strutture ricorrenti del pensiero di Mazzariol. Allora mi torna bene probabilmente questa immagine del narratore. Lui ha una identità che poi cercherò velocissimamente di disegnare, un'identità che è assolutamente anomala nella tradizione italiana, certamente nella tradizione della storia dell'arte italiana. Certamente è forte questa immagine che anch'io sento di una sorta di narratività per cercare di isolare queste persone che il più delle volte sono dei personaggi eccentrici, dei personaggi sconcertanti, come lui dice su Virginio Guidi, che è un altro delle sue figure topiche, proprio con quest'idea appunto di una eccentricità che va al di là delle scuole che lo talvolta irritavano, che va al di là del successo mercantile. E certamente anche questo io lo sento molto vicino a un itinerario che piccolissimamente ho fatto anch'io, e quindi mi sono interrogato sul perché illuminare queste figure. Certamente lui non illumina delle figure perché sono laterali, perché sono dimenticate, perché sono, come dire, trascurate, ma punta la sua attenzione su dei personaggi che sono per lui importantissimi. Penso De Luigi, per esempio, è anche una
una piccola cosa dirò su di questo, e poi individua il non sapere della critica ufficiale che perde l'occasione di capire questi personaggi. Perché De Luigi, per esempio, è importante? Perché a un certo punto lui, con un'ingenuità che certamente non è una vera ingenuità, ma a un certo punto si stupisce che la critica, soprattutto la biennale, è bellissima questa dialettica che si stabilisce con la biennale, in cui lui effettivamente ha questo rapporto non rancoroso, non oppositivo, ma certamente di tensione produttiva, per cui lui cerca di colmare quelle che sono le lacune della biennale. Per esempio, quando si rende conto che De Luigi non è ufficialmente riconosciuto dalla biennale, scrive questa pagina bellissima che lui addirittura chiama una sorta di palinodia, una specie di inno nei confronti di questo trascurato ingiustamente, e anche lì è molto interessante che lui, ripeto qui la piccola ingenuità che non è un'ingenuità, a un certo punto dice ma come? E qui cita i nomi del suo pantheon, è già stato detto, e certamente lui sarà o non sarà un utopista, lo vediamo, ma certamente mira altissimo. Chi potrebbe pensare di mettere insieme Mies van der Rohe, Le Corbusier, Mies van der Rohe certamente non lo può convocare, ma Le Corbusier, Wright, Kahn, 3 nomi, come dire, diversi ma fondamentali del pantheon dell'architettura. Ebbene, lui a un certo punto si stupisce e dice ma come? Wright, Le Corbusier, Kahn si accorgono della grandezza di un pittore come De Luigi e non se ne accorgono i critici. Certamente qui, ecco, l'ingenuità è che ovviamente è lui che ha portato queste grandi intelligenze dell'architettura a scoprire un, secondo lui, trascurato e giustamente come De Luigi, e come dire, strutturalmente lui poi crea proprio questa sorta di gioco appunto del non capire della critica e invece dell'intuizione degli artisti che risentono tra loro una sorta di riverbero. Narratore, nel senso che lui a un certo punto, e questo è interessantissimo, è atipico, non è legato assolutamente alla tradizione longhiana, diciamo così, della bella pagina, ma soprattutto l'idea dell'ekphrasis, che il critico deve sapere raccontare l'opera, perché lui tendenzialmente, e questo se poi avremo tempo cercheremo di arrivare a questo testo fondamentale del 1990 in cui lui proprio arriverà a dire l'impossibilità della critica di parlare l'opera, questo impossibile, questo inafferrabile che è in controsenso voler illuminare. Lui illumina delle personalità e illumina soprattutto, oggi è stato detto molte volte, torna la parola chiave di quel periodo fenomenologico tra marxismo che non lo tocca, ma anche un'idea, come dire, un pochino sartriana della vita, ma soprattutto fenomenologica, husserliana, del processo artistico. Lui tocca appunto quest'idea dell'individualità dell'uomo, la vita, l'uomo, è stato detto anche Olivetti, la città dell'uomo, cioè a lui interessa forse anche in un modo a suo modo religioso, ma di una religiosità che credo sia giusto anche chiamare liturgica ed insieme pagana. Purtroppo io ieri ho mancato, avrei tenuto moltissimo a sentire i miei amici anche che parlavano, ho sentito oggi riportata questa frase sacerdote, forse sacerdote dell'architettura, forse un pochino forte, ma certamente se noi prendiamo il senso sacerdotale, il senso antico, quasi appunto pagano, quasi romano, indubbiamente quest'idea protettiva esiste. Quando vedo queste bellissime fotografie che ci parlano di Mazzariol, non so se condividete questa mia impressione che lui è veramente un personaggio che abbraccia la realtà, abbraccia l'aria nel momento in cui si tiene la testa, nel momento in cui abbraccia Turcato o Pizzinato, ma c'è proprio come quest'idea di abbracciare l'aria della realtà, perché quest'idea appunto comunitaria, quest'idea che la latinità avrebbe chiamato di acoluzia, cioè di portare insieme questi personaggi che effettivamente poi hanno mancato il loro possibile contributo. Ma sull'idea del fallimento che è già stato, come dire, è già stato evocato, io credo che si dovrebbero dire delle cose molto importanti, perché giustamente forse lui non è un utopista nel senso che immagina una realtà già sapendo che non la può realizzare. Lui lavora moltissimo per la produzione di una realtà e a un certo punto alla fine viene bastonato. Ma la cosa che è importante è che intorno a quest'idea del fallimento lui costruisce una sua filosofia. I personaggi di cui lui parla, che appunto è difficile dire dimenticati, trascurati, certamente sono sottovalutati, sono dei personaggi che hanno raggiunto anche loro il fallimento, ma lui si rende conto, c'è una frase decisiva in uno dei testi
che avrei voluto citare, in cui parla per questi artisti di un'idea di fallimento, ma ha la consapevolezza che quel fallimento è molto più importante di un certo successo banale, tradizionale, mercantile, diciamo così, biennalico. E quindi quest'idea appunto, e lo dice in modo meraviglioso, che è il fallimento che fa la storia. È vero che quei buchi architettonici che noi non abbiamo, l'ipotetico ospedale di Le Corbusier, il palazzo di Cannes, sono molto più importanti, forse anche di una possibile realizzazione che non sarebbe stata forse così ideale come progettata da Mazzariol e da questi straordinari architetti che sappiamo che poi hanno sempre progettato utopicamente, ma il contributo reale talvolta ha creato, come dire, delle tensioni o anche delle delusioni. E la parola appunto chiave qui per capire la filosofia di Mazzariol è mai aderire alla sfiducia. Quindi questi personaggi che lui illumina con la sua affettuosità abbracciante sono delle personalità, per certi versi potremmo dire mancate alla Binswanger, ma proprio in questo loro mancamento, in questo loro non essere inseriti in quelli che lui chiama con una parola bellissima il cartello ufficiale delle diciamo così, delle categorie da manuale, lì per lui individua c'è la forza. Quali sono appunto questi personaggi laterali? Sono personaggi o che lui non ha potuto conoscere, immagino che forse anche lui ha sfiorato De Pisis, ma certamente ne parla come di un'entità che non ha conosciuto, e quindi lì è importantissimo per lui spiegare il personaggio, la personalità, non certo il personaggio pittoresco, Cocò, il De Pisis che passava per le calli di Venezia, ma la personalità difficile, il rapporto con la famiglia, il rapporto con la sessualità, con la madre, e soprattutto quest'idea che torna in alcuni dei suoi saggi del rapporto con le piccole occasioni, che non è, come dire, il piccolo quotidiano, il piccolo anche, diciamo, un po' così, con tutto rispetto, pascoliano del fanciullino, ma quest'idea molto forte di una occasione anche qui mancata, che lui va a ritrovare addirittura alle radici della pittura veneta, parlando per esempio di piccole occasioni anche in pittori comprensibili come Longhi, ma in un grande pittore, come dire, poi straordinario, decorativo, scenografico come il Canaletto, e lì inserisce una specie di occhialino, di miopia, per cui lui non guarda il grande appunto Canaletto trionfalistico, ma guarda il Canaletto dei piccoli dettagli e lo contrappone, potremmo dire quasi con una certa insofferenza nei confronti, molto meno forte di quella di Longhi, nei confronti di Tiepolo, a cui pure ha dedicato un piccolo libro molto importante, un itinerario tiepolesco, ma proprio contrapponendo alla magniloquenza. Longhi avrebbe detto ben peggio, avrebbe parlato di Cécile B. DeMille. Lui certamente non aderisce a questa visione perché non ha appunto quest'idea, come dire, ecfrastica o anche polemica nei confronti. E in questo senso per me è stato molto interessante cercare di individuare la sua personalità, a parte che forse per certe rassomiglianze fisiche talvolta mi viene in mente anche Chastel, ma credo che sia difficile per esempio inserirlo all'interno di uno spettro di critica e di storia dell'arte italiana. Forse per certi versi potremmo vederlo vicino ad Argan, che ha scritto delle pagine molto belle di riconoscimento del suo valore nei confronti dell'architettura, e forse il legame lì è molto forte perché Argan è uno dei pochissimi, già Olmo lo ricordava, ma uno dei pochissimi storici dell'arte italiana che hanno dedicato pari attenzione all'arte che all'architettura, mentre noi sappiamo benissimo che a partire da Longhi, ma tutta la tradizione longhiana, Arcangelo, hanno completamente ignorato il mondo architettonico, e qui ci sarebbe una ragione utile e importante da approfondire, ma certamente qui non c'è il tempo. Anch'io poi penso che probabilmente la vicinanza, che è molto lontana da quella anche più speculativa di Brandi, con lo stesso Argan. Argan è un filosofo, possiamo benissimo dire, uno storico dell'estetica che antepone la visione dell'opera. Qui c'è addirittura una forzatura di tutti quelli che hanno pensato che lui non capisse la materialità dell'opera. La capiva molto bene, è stato, come dire, a contatto con l'idea del restauro, ma certamente in lui, se leggiamo il suo ancora straordinario manuale, prima viene, come dire, una sistemazione filosofica dell'idea e poi si arriva alla materializzazione dell'opera. Questo non esiste assolutamente in Mazzariol, è diverso da Brandi, forse effettivamente qualche vicinanza ci potrebbe essere con Ragghianti.
Ma in Ragghianti c'è un'idea che non troviamo assolutamente in Mazzariol. Mazzariol non è l'uomo della sfiducia, non è l'uomo del rassentiment nicciano, è l'uomo proprio, come dire, appunto dell'abbraccio confidente, del tentativo di far tornare insieme in modo critico le cose. Invece Ragghianti aveva come una sorta di ringhio, una sorta di rancore nei confronti di una realtà fallimentare. C'è una frase che torna ogni tanto di Cacciari che mi sembra molto bella: se un peccato non esiste in Mazzariol è quella della sfiducia, mi pare che anche lui dica. Quest'idea appunto per me è molto forte, appunto, di un fallimento positivo, di un fallimento che fa storia, di un fallimento che porta avanti la storia dell'arte. Di nuovo vorrei parlare velocemente di questa dialettica polare, quasi direi, del suo modo di raffrontarsi con autori non conosciuti. Ho fatto l'esempio di De Pisis, ma potrei farne anche molti altri, in cui lì diventa fondamentale parlare appunto dell'umanità. Quando invece si tratta di parlare di personalità che man mano sono diventati suoi amici, Musil, Viani, Guidi, e lì diventa importantissimo, vi leggerei questa frase fondamentale su Bill Condon, quest'idea di prendere la distanza da una sorta di aneddotica della personalità, ma soprattutto prendere distanza da un'idea di raccontare un personaggio dimenticando l'opera. Brevissima citazione da Condon. È grande responsabilità scrivere della pittura di William Condon. Voglio dire che si corrono gravi rischi perché la storia del personaggio, straordinaria per occasioni, incontri e destino, è piena di fascino e a raccontarle sta stessa, in quanto storia di una vita intensamente sofferta ed espressa, è destinata a farsi opera e a dirci momenti di poesia, di avventura, di illuminazione, di invenzione. Sarebbe una distrazione, parola chiave quest'idea di una distrazione che è anche procedimento tangenziale, sarebbe una distrazione raccontare di lui prima di aver detto dell'opera sua di pittore, anche perché il suo impegno verso la pittura si identifica con quello verso la vita e solo le forme della sua pittura contengono tutti intiera, vera e diretta, la carica della sua esistenza. Qui sono le parole chiave: la carica, l'esistenza, e vorrei dire un'altra parola che è imprescindibile del suo discorso, è quella di necessità, che lui forse va a trovare addirittura in Riegel, in Wyckoff, nella scuola diciamo così, del Kunstwollen, ma è fondamentale perché è un'idea certamente non di una necessità che soffoca, di una necessità che viene dal di fuori, che impone come una poetica, è tutt'altro, è una necessità interiore che lui va a trovare, perché appunto questo è il suo modo di rapportarsi. Lui spesso ha una specie di lapsus e dice: io ho lavorato con Vedova, ho lavorato con Martini. Io poi devo dire che da questo libro ho scoperto una cosa che effettivamente non sapevo, ho dedicato tanta attenzione al famoso libro sulla scultura lingua morta e non sapevo che proprio fisicamente il giovanissimo Mazzariol avesse collaborato a far diventare il libro, con le difficoltà che ovviamente Arturo Martini, questo genio, però un genio possiamo anche dire barbaro, un genio selvaggio, incolto, gli imponeva ogni volta stracciando le cose che gli aveva raccontato. Quest'idea appunto di lavorare con, quest'idea di essere come una sorta di artista che collabora, è quello che appunto viene fuori da questo testo straordinario del 1990, in cui con una semplicità disarmante ma intelligentissima, nel momento dello strutturalismo imperante, della fine quasi della semiologia, lui a un certo punto, preso proprio da questo imprinting di Martini, ci fa capire che la differenza fondamentale tra icona e logos, tra immagine e parola, è così incolmabile che l'illusione di una critica che voglia, come dicono i francesi, parler peinture, cioè penser peinture, parlare la pittura, è una sorta di abominio. Quindi è interessantissimo che alla fine di una carriera in cui lui ha tentato tutta la vita di parlare di pittura, a un certo punto si rende conto che questa illusione di poter trascrivere sulla pagina quello che la pittura è, quello che veniva
in modo magistrale in Longhi, ma a cui lui non voleva aderire, proprio perché per lui l'immagine è così forte che a un certo punto sembra quasi sovrastare. Lui va addirittura, ritorna alla danza antica, ritorna alle caverne primitive, per far capire che per lui è importantissimo quest'idea, appunto, non certamente di un ineffabile, ma quest'idea, moltissimi dei suoi aggettivi incominciano con im, l'imponderabile di musici, l'impossibile, cioè quest'idea di non riuscire veramente a trasferire la forza esistenziale di questa carica della necessità di un artista in una pagina. Quindi questa lotta tra logos e segno e questa paradosso finale, corro alla fine, certamente ho saltato moltissime cose, ma spero che almeno questa immagine sia forte, questa sorta di quasi infantile rinuncia finale in questo testo magnifico del 1990, in cui lui, dico la data perché è chiaro una data estrema, una data come dire ultima, di un ripensamento che guarda all'indietro e pensa anche al proprio fallimento di una grande attività recensoria, ma che probabilmente pensava a suo modo mancato, quest'idea straordinaria in cui lui dice: ma quale sarebbe il vero modo di parlare la pittura? Sarebbe di portare un'altra opera, quindi non tanto di risolverla con una poesia, ma di portare un'altra opera fisicamente materica come un'opera d'arte, il che ci fa capire che in questo caso certamente la sua non è stata un'esistenza mancata, ma in questa sorta di invidia dell'arte, quest'idea straordinaria di una critica che all'ultimo momento della sua esistenza sente la necessità di non portare più la parola, ma di portare una sorta di trasporto empatico che è quella di un'altra opera d'arte. Grazie. Grazie. Allora, è un po' tardi, ma spero che ci siano persone che hanno qualcosa da dire, da aggiungere o da domandare. Non so se Giorgio Busetto vuole accomodarsi qui sul tavolo per rispondere a eventuali richieste. E osservazione. Subito devo dire che questo libro, che ci riporta appunto a Mazzarioli, a quegli anni e a tutta la sua lunga attività, ci fa fare sempre i conti col presente, con l'attualità, con la situazione in cui ci troviamo, e in questo direi che è estremamente positivo. E se qualcuno vuole intervenire e fare domande, può utilizzare il microfono che trova al lato della poltrona, basta attivarlo con un pulsantino e si può porre qualche domanda. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, io volevo fare soltanto ricordare una cosa. Si è parlato di questo libro che noi, appunto un libro di passaggio, perché è un testimone che noi abbiamo ormai confezionato, ma darà il via, speriamo, a nuove ricerche. Volevo ricordare che questo libro è nato qui alla Querini, è stato svolto, diciamo, qui alla Querini, grazie anche all'archivio di Mazzarioli che è stato portato qui. La biblioteca ha raccolto tutti i testi di Mazzarioli e l'ha messi a disposizione degli studiosi, per cui qui, in quel momento in cui il libro è stato effettivamente pensato, progettato, la Querini è tornata ad essere un laboratorio, diciamo, riprendendo questa idea di Mazzarioli. A parte questo, quindi trovavo giusto ricordare questo luogo come luogo proprio effettivo di discussione. Il libro è nato qui e si è concluso qui perché oggi viene presentato. Volevo soltanto ritornare invece ai 3 termini che un po' davano il senso a questa giornata, cioè l'etica, la creatività della città 25 anni dopo. Volevo soltanto così per animare magari o per lanciare lì un sasso, nel senso che abbiamo visto, è stato ripercorso il pensiero di Mazzarioli, abbiamo visto quali erano le sue idee, la prospettiva com'è cambiata nel tempo, ma volevo dire oggi, se noi dovessimo riprendere a considerare questi 3 termini e fotografare la città oggi, cioè etica, creatività e città. L'etica in questo momento, almeno a Venezia, particolarmente dubbia, nel senso che, come si può dire, se colleghiamo a tutto quello che è successo ultimamente, non possiamo dire che la città è un baluardo da un punto di vista etico. La creatività
la città secondo me da un po' di anni non produce più cultura, nel senso che abbiamo parlato di cose, soprattutto il nuovo rettore, di cose che si stanno facendo, le nuove residenze eccetera. Non si parla, e ahimè bisognerebbe sempre ricordare anche di quello che stiamo perdendo. Ricordiamo, io lo dico da studioso, che l'archivio dell'ASAC è stato trasferito da Ca' Cornell della Regina in un altro spazio che è il Vega, ma io non voglio entrare nel merito di questo. Io sono ben contento che sia il Vega, perché il Vega comunque è una struttura, a parte gli orari e la possibilità di entrare, però è fruibile. La cosa che non mi piace è che è stato spostato l'archivio per vendere il palazzo a Prada e quindi per monetizzare. Questo non mi va. Che sia stato spostato lì e che sia comunque fruibile mi va anche bene, perché se uno viene da fuori fa forse anche meno fatica, è più facile arrivare al Vega Porto Marghera. Giuliana dice di no, ma come si può dire? Non voglio entrare nel merito di questo, volevo però tornare invece riguardo alla città, proprio quello che stiamo perdendo, perché è una notizia, 2 notizie del sabato scorso sulla Nuova Venezia mi hanno colpito e volevo ritornare, perché chissà cosa avrebbe pensato Mazzariol, perché sono indice di come è stata impostata la politica della città. Siamo arrivati a 27 milioni di turisti, ancora non è chiuso l'anno, quindi è probabile che il numero anche salga. Io credo che quindi questo è indice di quale è stata, che politica è stata fatta per la città, cioè è stato favorito il turismo, ma il turismo abbiamo sempre detto che, come si può dire, non sempre porta cultura, non è un turismo selezionato. Io trovo una cifra che spaventa 27 milioni di persone che transitano per la città. E l'altra notizia, sempre sulla Nuova Venezia di quel giorno lì, si parlava invece della sede dell'UIA, che è una creatura di Mazzariol, e quindi Villa Eriò, che è stata praticamente messa in vendita, e quindi anche lì probabilmente una parte importante della città, e in questo caso legata a Mazzariol, perché insieme a Raghianti sono stati loro a voler far attivare, dopodiché l'UIA nel corso del tempo ha cambiato completamente, però era stato un progetto di Mazzariol che comunque rimaneva, e comunque adesso, in un momento in cui all'UIA si toglie la sede, sarà difficile che questa istituzione possa continuare. Ecco, questi erano soltanto alcuni punti per fotografare la città oggi, e quindi 25 anni dopo rispetto alle idee di Mazzariol. C'è qualcun altro? No? Vuoi aggiungere qualcosa tu, Giorgio? Sì, rispondendo a Bianchi, l'ASAC l'ho trasferito io al Vega, e facendolo ho realizzato la messa in sicurezza di tutti i materiali che erano conservati, per modo di dire, insomma, che erano esposti al disfacimento. Il problema del palazzo era che costava 20 milioni il restauro, e il Comune ha dichiarato di non essere in grado di provvedervi. Il palazzo era stato venduto con una lunga e interessante vicenda durata 10 anni dalla Cassa di risparmio al Comune per l'archivio, nella circostanza della riforma della Biennale del 73, perché l'archivio doveva essere l'elemento generatore della nuova Biennale. E era stata venduta a Cornell della Regina ad un prezzo agevolato in ragione di questo fine, e quindi secondo me è su questo, no? Sull'assenza di storia nell'azione della vendita, che va messo un grosso punto interrogativo in termini proprio di diritto. E peraltro, se al Vega fosse stato possibile realizzare compiutamente la ristrutturazione dell'ASAC, poteva anche essere una cosa accettabile. Ci sono stati dei grossi problemi invece nel dimensionamento della sede scelto dal Comune prima di disporre di un progetto dell'archivio,
e questa cosa ha finito per varie vicende per portare allo smembramento dell'archivio, cioè alla separazione della biblioteca, che peraltro è una biblioteca che non acquista da 30 anni, quindi è una biblioteca sui generis, è di nuovo un fondo bibliografico di natura archivistica più che una biblioteca degna di questo nome, ha una sede splendida adesso, ai giardini, ma in termini di funzionamento lascia dei punti interrogativi. A Luja io sono membro del Consiglio di amministrazione in questo momento perché Luja ha conosciuto dei grossi problemi di carattere soprattutto finanziario e Luja, così come è oggi, non è neanche lontanamente quella pensata da Mazariol. È un luogo dove si fanno alcuni corsi di restauro e nulla più. Né è stato al momento possibile rigenerare Luja riproponendo delle tematiche di altra natura, di carattere laboratoriale e non semplicemente officinale. Questo, secondo me, però, questi episodi che si citano la dicono lunga sulla mancanza di una strategia della città, no? Cioè la città che è fatta diventare un non luogo dove tutti gli eventi si susseguono con una casualità assolutamente straordinaria, immemore della loro storia generativa e inconcludenti per rapporto alla costruzione di un futuro. Il Vega poteva essere una grande occasione legata al tram per generare a Mestre l'ASAC al Vega, una piastra di servizi culturali di cui Mestre ha sempre rivendicato la necessità. Invece abbiamo questo fantasmagorico che è il progetto M9 di Mestre, destinato apparentemente a assoluta inconcludenza e irrilevanza, e che ripropone poi il tema di cosa sono le fondazioni bancarie in Italia e di come sia carente la legislazione sulle fondazioni bancarie. Quanto alla questione del rapporto fra etica e città, anche qui le considerazioni, secondo me, possono essere più articolate, perché per esempio tutto l'intervento del professor Papisca dimostra come esista una presenza forte, una possibilità forte dell'etica generata dalla localizzazione, cioè la scelta di Venezia. Perché Venezia e non Padova per fare il master? No? Perché Venezia è evocativa in modo straordinario e quindi straordinariamente attrattiva di soluzioni di questo genere. Allora, secondo me, il problema è che queste cose rimangono quelle che Mazariol avrebbe chiamato disiecta membra, cioè delle parti inerti della città che non si saldano per dare vita alla città. L'esperienza, quella del master, è un'esperienza di grandissimo interesse e potenzialmente di grandissima prospettiva se rimessa in funzione con il resto della città, perché lavora su delle problematiche che sono fondamentali. Cioè oggi come si fa a vivere? Come si fa a vivere in 7 miliardi di uomini sulla Terra? Dovrebbe essere il punto di partenza, no? La evidenziazione dei principi, e noi invece, perdendo i principi, li stiamo sostituendo con le regole, con una proliferazione incontrollata di norme a tutti i livelli della produzione normativa. È un fatto assolutamente insensato, no? Che genera alla fine solamente dei cartelli di divieto che qualsiasi buon italiano ignora proprio antropologicamente. Quindi io penso che uno dei messaggi di Mazariol, quello di non perdere la speranza, vada comunque tenuto presente e che sia necessario per un verso e possibile per un altro sfruttare
quelle che sono le potenzialità, sfruttare quelli che sono tutti quanti questi elementi che possono generare un'alternativa. Mi preoccupa dei 27 milioni di turisti, solamente l'APP in una città che non ha la fognatura. Nel 1900, anno 1900, la Fondazione Querini Stampalia bandiva un concorso a premio per il progetto della fognatura della città e non è ancora stata realizzata la fognatura della città. E indubbiamente esistono dei problemi importanti per rapporto a questa soluzione, ma se noi vogliamo entrare nel tema della conservazione è da qui che dobbiamo partire, dai sottoservizi, dalla pavimentazione, eliminando il cemento dalla pavimentazione, perché è tal quale avere il cemento sulla facciata e così via, no? Allora il problema è un problema, come diceva Mazzariol, culturale e perciò politico. Se tu non hai una cultura adeguata, non fai una politica adeguata. Questo è il vero problema. E in tutta l'area metropolitana non si scorgono delle individualità collettive che sembrino in grado di proporre questo passaggio dalla cultura alla politica, no? Questa evidenziazione della cultura che crei la politica. Voglio dire che io vedo una enorme moltiplicazione e molto interessante e positiva di impiegati della cultura negli ultimi decenni, negli ultimi 30 anni pressappoco, ma una notevole diminuzione del numero degli intellettuali, cioè di chi possa acquisire la leadership culturale e perciò politica. No? Questo mi sembra di poter considerare per rapporto a quello che hai osservato tu. Martina. Ecco, Martina Mazzariol. Sì, Martina Mazzariol, brevissimamente, mi alzo un attimo, forse non lo so, per ringraziare moltissimo la Fondazione Querini Stampalia tutta, dal Presidente Cortese, Marigusta Lazzari, la direttrice, tutti coloro che sono intervenuti e in particolare poi Giorgio Busetto per tutto questo lavoro grandissimo che è stato fatto, tutti i giovani studiosi e coordinatori che hanno portato avanti per 5 anni questa ricerca e che io ho apprezzato moltissimo perché mi sembra che, come ho anche sentito da alcuni interventi, questo libro rappresenti una novità forte, non è stata soltanto un ricordo, una celebrazione appunto della figura di mio padre, che comunque sono cose sempre molto importanti, ma è stato fatto un passo avanti nello studio appunto e nel vedere, nello storicizzare quello che è stato il suo pensiero, il suo lavoro, e quindi è stato importante che l'abbiano fatto dei giovani che anche non l'hanno conosciuto, quindi con una visione critica che ha preso le distanze, ma che secondo me ha messo bene in evidenza così tanti aspetti della sua personalità molto complessa e soprattutto quello che io credo, l'importanza delle idee e della voglia di fare, di portare avanti queste idee nonostante i fallimenti. Ho sentito giustamente ricordare questo fatto che il papà diceva appunto delle cose mancate che lui non era riuscito a realizzare, ma io credo che alla base di tutto ci sia stata la voglia di fare, ma sostenuta da idee, perché senza le idee non si fa nulla. Ecco, io credo che in questa città ci vogliono le idee, ci vogliono le persone che ci credono e che riescano a portarle avanti anche mettendosi in gioco. E questo mi sembra che dal libro venga fuori molto, molto bene. Spero che si possa continuare a pensarci su. Ecco, grazie ancora a tutti. Bene, allora
devo chiudere questa mattinata mazzarioliana. E prima Bianchi ha detto butto un sasso. Ecco, io pensando al lavoro, chi ha realizzato questo libro, chi l'ha promosso, a tutto quello che ne è venuto fuori e che costringeva appunto a riprendere quegli anni, quelle attività, quelle intenzioni, quelle idee, che siano fallite, che siano riuscite. Ecco, si faceva i conti con Mazzariol, ma si ritornava all'indietro ed era un po' come se Mazzariol avesse buttato un sasso nello stagno veneziano e che però i cerchi si allargassero ancora, arrivassero ancora qui a noi e insomma ci facessero tornare a quelle idee che devo dire per molte situazioni e per molti problemi sono ancora attuali. Non mi pare che siano poi, anche se non sono riuscite, non erano idee sbagliate. Ecco, ringrazio tutti, ringrazio quelli che sono stati pazientemente fino a quest'ora e arrivederci al prossimo lavoro su Mazzariol a questo punto. Basta. Arrivederci. C'è Bettini dietro alle cose che diceva lei.